Venezia. Rapina nella notte in campo San Polo. Un pescivendolo settantenne è stato scaraventato a terra da un bandito che si è materializzato all'improvviso alle sue spalle. Con ogni probabilità conosceva le abitudini del commerciante che prima dell'alba si era messo in marcia per raggiungere il mercato ittico. Una volta gettato a terra, il ladro ha rubato 1.500 euro in contanti che sarebbero serviti al pescivendolo per l'acquisto della merce. Poi la fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno passato al setaccio la zona, ma senza esito. Il settantenne ha riportato lievi traumi. Preganziol. Si prostituiva lungo il terraglio. Durante un controllo è stata fermata dalla polizia e il questore le ha vietato di tornare nel territorio per 3 anni. Così la donna, romena residente a Mestre, ha fatto ricorso al TAR vincendolo e ora potrà tornare sulla strada. Negli atti infatti mancavano motivazioni fondanti per stabilire che l'attività svolta in strada fosse contraria alla decenza. Così alla fine l'ha avuta vinta lei, alla faccia di chi cerca ogni giorno di contrastare il fenomeno della prostituzione. Venezia. Tram fermo ancora una volta sul Ponte della Libertà in direzione Piazzale Roma. La causa: un'auto rimasta in panne proprio sulla corsia di destra, ovvero quella dedicata al siluro rosso, portando la circolazione delle auto a fermarsi, mentre poi la vettura è stata spostata nella corsia di sinistra. È entrato in funzione l'autobus sostitutivo, ma si sono inevitabilmente accumulati ritardi sull'intera rete. Lo stop è durato circa mezz'ora.